Ci spiace per le persone che magari oggi hanno perso una mezz'ora per andare al lavoro, ma le nostre aziende stanno morendo piano piano e quindi c'è bisogno di capire che le nostre realtà stanno veramente soffrendo tanto. Abbiamo fatto cose e tutto, però ripeto, qualcosa dobbiamo fare perché con le promesse non si va avanti e purtroppo è solo promesse, promesse, promesse e io sono preoccupato. Quasi si scusano per i disagi arrecati gli imprenditori che per la seconda mattina consecutiva si sono riversati sulle strade della Marca per rallentare il traffico come forma estrema di protesta. La voglia, forse la necessità di farsi sentire è tanta, soprattutto di fronte a un decreto sostegno che va a rilento, proprio come il serpentone di auto che si è creato in entrambi i sensi di marcia sulla Feltrina. Un gruppo di Veneto Imprese Unite infatti è partito da Treviso dopo essere stato sul PUT, un altro da Pederobba. L'idea era comunque quella di trovarci a metà strada, solo che noi abbiamo avuto un piccolo imprevisto che siamo stati fermati dai carabinieri e quindi abbiamo terminato un po' prima il nostro viaggio nei pressi più o meno di Viadene. Nessuna sanzione è stata comunque elevata e del corteo è stata data comunicazione alla questura, il ritrovo quindi nel piazzale di questa carrozzeria non solo ristoratori o baristi. Ma la filiera della ristorazione che può essere l'agroalimentare, appunto il mio settore delle bevande, ci troviamo in vera difficoltà, stiamo vivendo un incubo. Io sono un cuoco e adesso come ora sto lavorando pochissimo perché queste sono le conseguenze. Penso che andremo anche avanti perché dobbiamo farci sentire spesso per tutta Italia.